Laggiù, oltre la pineta, c'è la palude, l'acquitrino. È la bassa ravennate, fra il mare e il rigoglioso e fertile retroterra romagnolo, popolata da una varietà innumerevole di uccelli. Uccelli di ogni qualità, specie, razza. Regno felice dei cacciatori che nella stagione propizia non badano a sacrifici, a faticose marce nella melma appiccicosa, a levatacce impossibili pur di alimentare la propria passione. Un fucile, un cane in gamba e la preda da scovare. Per la caccia all'anatra o alla folaga in palude, l'alba è il momento migliore. L'aria è pungente, frizzante, l'acqua gelida e il vento brucia le guance, ma il cacciatore con il suo uomo non pensa a tutto questo. Sull'argine è il capanno che contiene gli attrezzi, il barchino, gli stampi, ossia le anatre finte, di canna intrecciata, incatramata e dipinta, le quali, messe a galleggiare in acqua nei pressi del nascondiglio del cacciatore, servono da richiamo per le vere anatre ignare. Questo è il posto fisso del cacciatore. Spesso egli vi si reca in piena notte e aspetta l'alba accoccolato nella buca, quando, richiamate dall'apparente tranquillità dello specchio d'acqua dove sguazzano felici le loro finte colleghe, le anatre selvatiche si calano nelle vicinanze. E allora anche fra i suggestivi canneti dell'acquitrinosa palude si può cacciare l'anatra, nascosti fra le canne,
scivolando sull'acqua in silenziosa attesa del colpo buono. E quando il momento giunge, occhio e rapidità, che la preda non torna facilmente a tiro. Questo cacciatore che trasporta il barchino verso l'acqua è un professionista nel suo genere. Egli caccia in tino o in botte, che nella palude è una delle cacce più interessanti e fruttuose. Osservatelo con quanta sicurezza e tranquillità egli prepara la sua giornata d'agguato. Un compagno è già sul posto a preparare i richiami. Questa volta si adoperano anche richiami vivi, anatre legate, allenate alla bisogna. Esse sono felici di entrare in acqua e di istinto sentono che non verranno mai uccise, se non per sbaglio. Il nostro uomo nasconde, affondandolo sott'acqua, il fragile battello. Niente dall'alto deve disturbare la visuale. Le anatre o le folaghe devono passare o posarsi sull'acqua fiduciose, senza timori. La botte è fissata al fondo e il cacciatore l'abbassa per trovarsi quasi a pelo d'acqua. Ripete varie volte il verso dell'anatra con il richiamo sonoro e attende il fucile pronto. Ecco. La notte si approssima e il cacciatore si appresta a passarla rannicchiato nella botte, sveglio, l'occhio vigile, l'arma carica. E chi ama la caccia può ben comprendere la sua passione.